Dove c'è l'acqua un tempo si estraeva argilla per mattoni e tegole. La natura ha fatto il suo corso. A San Daniele, Torreglia, questi laghetti sono diventati biotopo del Parco regionale dei Colli Euganei, luogo naturalistico unico ma quasi inagibile al momento. Il parco ora vuole recuperare l'accessibilità a tutti i laghetti. È stato fatto un primo intervento finanziato dal Parco regionale dei Colli Euganei, dove hanno messo in sicurezza alcuni tratti spondali del biotopo. Sono diventati luogo particolarmente significativo per nidificazioni di uccelli acquatici, di anfibi e anche di rettili, insomma. E ha la presenza di alcune essenze arboree che ad oggi si trovano solo per quest'habitat in questo particolare sito. Già investiti 80.000 euro, ma le passerelle fra i bacini sono deteriorate, marce. Prossimo obiettivo, sostituirle. Noi siamo nelle condizioni adesso di poter aver messo a budget altri 80.000 euro per realizzare delle passerelle, per tornare a far fruire questo luogo che è chiuso da troppi mesi, per poter consentire alla cittadinanza, ai visitatori e alle scolaresche di beneficiare di un luogo unico per gli aspetti naturalistici. Ne è convinto il sindaco di Vo, presidente dell'ente parco da circa un mese. Nuova governance e intenzione di rilanciare l'immagine del parco e non solo. Che parco immagina? Che turismo immagina? Un turismo lento, un turismo che possa godere, apprezzare e non bistrattare il territorio. Siamo da 2 anni riserva di Biosfera UNESCO, bisogna dialogare tra noi, siti, e riuscire a fare rete.